Grazie, grazie Renato. Allora, il mio intervento riguarda un aspetto particolare dell'Episcopato di Raunicar, ovvero la questione scolastica. E per il mio intervento ho lavorato prevalentemente sulle fonti dell'archivio diocesano di Trieste, perché effettivamente uno dei compiti importanti della Chiesa nel contesto austriaco dell'epoca è quella di vigilare sulla situazione scolastica, quindi di controllare il sistema scolastico. Quando Raunicar diventa vescovo di Trieste, nella prima lettera pastorale che scrive alla diocesi, dice fondamentalmente che lui non è avulso alla realtà triestina, ma conosce bene Trieste per due motivi fondamentalmente. Uno, perché è già stato funzionario del governo di Trieste in pochi anni precedenti come consigliere per gli affari ecclesiastici e scolastici, e secondo motivo perché come insegnante presso il seminario di Lubiana aveva formato molti sacerdoti che venivano da Trieste. Quindi vedete come il problema scolastico e la formazione delle persone sia a livello ecclesiastico sia a livello generale è un aspetto che Raunicar prende come particolarmente significativo. Teniamo conto che nel contesto dell'Austria dell'epoca la Chiesa e la diocesi, quindi il vescovo e tutte le sue strutture, hanno come compito quello di vigilare sull'istruzione di base. Vigilare nel senso di gestire, perché a questo punto il vescovo e tutta la struttura che ne deriva, cioè gli ispettori scolastici, da quello centrale a tutta la rete di ispettori scolastici che si muovono sul territorio, vengono utilizzati dallo Stato come una propria appendice, nel senso che lo Stato attraverso la Chiesa controlla l'educazione, e questo è una sorta di delega, ma di delega interessata e partecipe. Lo Stato ha interesse di formare delle persone, di istruire i fedeli, i sudditi, sia a livello etico che a livello di conoscenze base, cioè scrivere, leggere, far di conto, che serviva a far crescere, migliorare la condizione delle persone. Che sistema scolastico si trova Raunicar quando arriva a Trieste, che conosce già in realtà come realtà? Trova una situazione abbastanza grave, nel senso che sicuramente ci sono le scuole parrocchiali, c'è una rete scolastica già piuttosto articolata, si conta nel 1831-32 una cinquantina grosso modo di scuole, tra scuole triviali e caposcuole, cioè le scuole più elevate organizzate nei centri principali, nei capoluoghi distrettuali. Per lo più sono scuole maschili, alcune scuole sono femminili o miste, ma prevalentemente maschili. I maestri sono prevalentemente sacerdoti, c'è qualche maestro laico perché si comincia a predisporre un percorso anche per i maestri laici, per le maestre che cominciano a seguire le scuole femminili, ma si tratta tutto sommato di numeri abbastanza limitati. 10 anni dopo, nel 1841, i numeri stanno praticamente gli stessi. Quindi Raunicar si trova a gestire una situazione più che a incrementare. Se guardiamo l'affluenza delle persone, dei fanciulli, questa è ancora più drammatica, nel senso che ho dati precisi per il 1841, quindi dopo 10 anni di episcopato, quindi un punto abbastanza importante del periodo, su circa 31.000 bambini delle due diocesi che avrebbero dovuto ricevere l'istruzione, ne ricevono esattamente 7.700. Quindi più o meno un po' meno di un quarto di obbligati, partecipavano effettivamente, ricevevano un'istruzione. Se guardiamo poi ai dati più precisi, noteremo una differenza tra la città e la campagna. Nei centri urbani normalmente le scuole sono più frequentate, si arriva a, non dico all'80-90% dei frequentatori, ma quasi, mentre come ci si allontana dai centri urbani, ecco che progressivamente la frequenza si riduce notevolmente. Perché si riduce notevolmente?
ma di solito i visitatori o coloro che sono incaricati di visitare e di controllare, di fare ispezione nelle scuole, danno delle giustificazioni, nel senso, normalmente sono le famiglie che non mandano i bambini a scuola perché hanno altro da fare, e la povertà è un problema sociale prima di tutto, cioè di solito le famiglie preferiscono che i propri bambini, i propri figli lavorino in casa o nelle attività, in quello che serve, piuttosto che mandarli a scuola. Questa è una piaga. C'è un problema di frequentazione quindi nelle campagne, c'è un problema di frequentazione relativamente alle scuole normali, le scuole triviali, quindi alle 2 classi che dovevano preparare in maniera essenziale a leggere, a scrivere, a far di conto. C'è un problema molto grave di frequentazione nelle scuole domenicali, perché il sistema, che è abbastanza articolato, prevede un obbligo scolastico molto lungo, dai 6 ai 12 o 14 anni, ma in realtà le classi sono 2, a parte le caposcuole, dove si poteva accedere a un'istruzione un attimo più raffinata. E quindi il concetto di classe era di passaggio di grado, cioè di riuscire a maturare una determinata competenza. E quindi era un po' lenta la faccenda. Le scuole domenicali servivano sostanzialmente a rafforzare la dottrina cristiana e magari a ripetere quello che si era imparato durante gli anni precedenti, e sono poco frequentate. Raunica si trova davanti a questa situazione, non può fare molto, nel senso che lui è un esecutore da questo punto di vista, è lo Stato che delinea in qualche modo i limiti di questo. Quello che può vedere è cercare di far funzionare questo sistema attraverso la rete degli ispettori. E qua Verne, che abbiamo visto prima, era un personaggio importante, che vedremo dopo con Renato, era importante. Giovanni Lengo di prima era un altro. Sono praticamente coloro che su mandato del vescovo controllano la situazione, e Raunica controlla a sua volta, cioè nel senso che gli atti dell'archivio diocesano riguardanti la scuola si vedono che sono sottoscritti anche dal vescovo, nel senso tutto ciò che passa attraverso gli ispettori centrali viene verificato e controllato e qualche volta annotato. Ora, uno dei problemi che Raunica si trova davanti a queste 2 diocesi appena unite è ovviamente quello linguistico. Perché? Perché questa istruzione di base, secondo l'idea del sistema austriaco, doveva portare progressivamente alla istruzione in tedesco, o meglio, l'obiettivo a lungo termine era quello di arrivare ad una conoscenza relativamente diffusa della lingua tedesca, solo che era impossibile ovviamente insegnare o fare educazione in tedesco in luoghi dove non si parlava tedesco. Questo è un concetto abbastanza banale, per cui bisognava affrontare un'istruzione di base prima delle lingue del territorio e poi progressivamente inserire il tedesco, di solito abbastanza presto anche. Raunica da questo punto di vista non fa altro che verificare la situazione, accoglie quella che è il contesto, dove troviamo un contesto molto variegato, nel senso che troviamo gli ambienti cittadini dove tutto sommato l'educazione in tedesco comincia ad avere un suo senso e anche essere particolarmente diffusa, come a Trieste, una situazione della campagna dove a seconda del contesto si può insegnare in sloveno e tedesco, sloveno e italiano, o croato e tedesco, croato e italiano, a seconda del contesto, di questo dirò qualcosa fra un attimo, oppure il problema della zona ex veneta, che obiettivamente rappresenta il punto più critico, nel senso che l'ex diocesi di Capodistria da questo punto di vista porta alle resistenze maggiori. Lì l'istruzione in tedesco viene osteggiata, viene vissuta come un qualcosa di estremamente difficile, e non è un caso che già nelle prime comunicazioni tra vescovo e sacerdoti anche del Capodistriano emerge un po' questa esigenza, soprattutto per le città. Quasi subito i sacerdoti di Capodistria protestano, nel senso che dicono: l'istruzione in tedesco qua non funziona, era meglio quando c'erano gli scolopi che facevano istruzione in italiano. Tutto sommato le famiglie portavano più volentieri i figli e l'istruzione aveva un maggior senso, cioè funzionava meglio.
intanto al sistema pubblico, perché questo è il sistema pubblico, c'è la scuola ufficiale, quella che era pagata dalle comunità, che era obbligata, diciamo, dallo Stato, c'è un sistema di istruzione privata che è controllata sempre dal sistema scolastico, dal sistema della curia. L'istruzione privata che in realtà è più importante di quanto non si possa pensare, perché soprattutto nelle città c'è effettivamente un gran numero di maestri, di istitutori privati che tengono scuola nelle varie lingue, a seconda del contesto, e che evidentemente sopperiscono un'esigenza, che era quella di un'istruzione magari più controllata. Probabilmente si tratta di un rapporto più vicino tra il numero degli studenti e l'insegnante. Cioè a Trieste a un certo momento si arrivano a contare all'inizio degli anni 40 anche una settantina di maestri privati che insegnano, e quindi è una questione importante, come anche a Pirano o a Capodistria. Quindi negli ambienti cittadini di solito le scuole triviali non sono sufficienti, o le famiglie o certe famiglie probabilmente richiedono altri percorsi. Come anche un discorso un po' particolare legato al controllo sui conservatori, ovvero una sorta di asili che erano dei luoghi dove si potevano iscrivere, diciamo, dei luoghi privati dove si potevano iscrivere i bambini dai 3 ai 5 anni prima dell'obbligo scolastico, e sui quali si guarda con certa attenzione, perché anche lì c'è un commercio in realtà. Non dovevano insegnare nulla se non educare in maniera essenziale. E quindi ecco che gli ispettori scolastici devono vigilare su tutta questa situazione, come anche su alcune scuole non cattoliche, in particolare su quelle israelitiche. E quindi gli ispettori scolastici cattolici controllavano in particolare la scuola israelitica, cioè come veniva gestita l'educazione all'interno della comunità israelitica. E qua nell'archivio diocesano si notano alcuni percorsi un po' particolari, perché anche lì non era proprio tutto molto chiaro, c'erano anche problemi all'interno della comunità tra rabbino e chi doveva fare l'insegnamento religioso in particolare. Tutto questo ovviamente ci dà la sensazione di un sistema ancora farraginoso, che deve ancora funzionare, perché evidentemente se abbiamo meno di un quarto di persone, di bambini obbligati che partecipano, evidentemente si pone un problema. Raunicar proprio alla fine degli anni 30 interviene su questo in maniera diretta, cioè quando viene chiesto dal centro, cioè da Vienna, si comincia a chiedere ma come si può migliorare il sistema, come si può arrivare ad un'educazione pubblica più funzionale, come si può anche avere un'istruzione in tedesco migliore. Raunicar fa scrivere una bella relazione a Michele Verne, però ci interviene sopra. E questo è divertente perché Raunicar dimostra una grande sensibilità per la varietà di situazioni che trova sul suo territorio, nel senso sta lì a spiegare molto bene al governo quali sono le situazioni, cioè in fin dei conti, dice Raunicar, dobbiamo tener conto del fatto che in questa diocesi, in questo territorio, si parla italiano, si parla sloveno, si parla croato, finanche si cominciano a vedere delle situazioni miste, si parla di schiavetto e quindi di dialetti mescolati tra italiano e slavo, e quindi per riuscire a essere efficaci bisogna cercare di mescolare le due cose, cioè di fare un percorso parallelo in maniera coerente. Non si può immaginare che tutto funzioni subito, quindi se l'obiettivo è cerchiamo di diffondere la conoscenza del tedesco, bisogna arrivarci attraverso un percorso tenendo conto delle varietà. E questo, dice Raunicar, sarebbe possibile se ci fosse una classe magistrale preparata e ben pagata. E questo è il grande problema, perché i maestri sono sottopagati. Vexata question, direbbe qualcuno, ma se i cooperatori sono tutto sommato ecclesiastici, il problema più grave è per i maestri laici, perché evidentemente questi si trovano in condizioni ancora più precarie del clero. E qua vengono fuori tutta una serie di situazioni anche abbastanza critiche. Se poi si cominciano a guardare effettivamente gli atti di ispezione, cioè il fatto che i vari ispettori raccolgono le testimonianze, che i rapporti tra comunità, maestri e quant'altro, lì cominciano a venire fuori quegli altarini, verrebbe da dire, nel senso che ogni tanto ci sono maestri che devono fare altro,
c'è qualcuno che tiene osteria, e questo è un grande scandalo, devono fare mercato, qualche volta non fanno le lezioni ma le delegano a qualcun altro perché devono lavorare, e quindi c'è tutta una serie di altre prospettive, e quindi devono in qualche modo campare, devono trovare un sistema per ovviare a uno stipendio che è estremamente basso, e questo è un problema a cui non si risolve, non si pone una grande soluzione in questo momento. Sicuramente l'arrivo di Franz Stadion, che è stato citato più volte nelle relazioni precedenti, segna un momento di svolta o di parziale svolta. Allora, la storiografia diciamo liberale nazionale, quando guarda a Stadion e al suo intervento sulle scuole, comincia a dire: finalmente si è fatta scuola in italiano a Trieste, che è un po' falso. D'altra parte dice anche: finalmente ha messo le scuole sotto il magistrato civico, e questo è parzialmente vero. In che senso? Nel senso che Stadion non fa altro che applicare la norma, o meglio quello che gli sta dicendo anche da Vienna, ovvero cercate di far funzionare il sistema insegnando nelle lingue del territorio, e poi progressivamente arrivate al tedesco. E Stadion, quando comincia a prendere in mano la situazione, dà queste indicazioni sia al clero che ai maestri: cercate di tener conto della vostra funzione, indica precisamente al clero l'importanza del suo ruolo di educatore sia sotto il profilo religioso ed etico che educativo, nel senso di insegnamento elementare. D'altra parte bisogna tener conto delle varietà, e quindi partite con quello che sanno e capiscono i bambini, utilizzando, dice esplicitamente, la lingua che si usa in chiesa e di cui è la predicazione. Con l'unica varietà lui si rivolge a tutto il territorio, con le varie varietà. Per esempio, per i friulani, parlando per Gorizia ovviamente, i friulani capiscono l'italiano e quindi non serve fare istruzione in friulano, ma in italiano sì. C'è un problema per i croati, perché mancano libri di testo, e allora lì cercate magari di sopperire con le Sacre Scritture, con certe traduzioni, con qualcosa. Per gli sloveni la situazione fosse un po' meglio, un po' migliore in qualche modo rispetto a quest'altro. E qua ritroviamo quindi una sorta di linearità tra quello che diceva Raunica, l'attenzione che aveva per le varietà del territorio, e quello che poi Stadion cerca di sottolineare. Ma ripeto, Stadion non è che si inventa molto, è un po' il clima complessivo del momento, degli anni 40, che porta a un'attenzione maggiore verso un miglioramento dell'educazione e una diffusione di questo. D'altra parte, per la situazione specifica di Trieste si pone il problema dell'articolazione del sistema delle scuole. Evidentemente c'è bisogno di più scuole, la città sta crescendo, c'è bisogno di aprire scuole nuove, e questo probabilmente va di pari passo con il bisogno di aprire nuove parrocchie in città, di ridisegnare il sistema parrocchiale. E quindi ecco che probabilmente l'intervento maggiore del magistrato civico nell'ambito scolastico doveva in qualche modo sopperire a questa necessità di maggior scuole, riuscire anche a trovare fondi nuovi per pagare maestri, riuscire ad articolare in modo più adeguato il territorio, con scuole che ripetono quello schema, cioè si fa scuola in italiano barra tedesco dove è necessario, si fa scuola in sloveno, italiano dove è necessario, nel suburbio, cioè nelle varie parrocchie del territorio, cercando di rispettare questo. Il problema semmai è in tedesco, anche per il magistrato civico, ed è anche interessante vedere come il magistrato civico, quando deve riorganizzare un po' il sistema, cercando di dare un maggior peso comunque alla componente italiana nell'educazione di base, è ben attento a dire: ma le famiglie ci chiedono il tedesco perché è necessario per il commercio, è necessario per l'attività, quindi dobbiamo tener conto di questi due elementi. Okay? Quindi con questo possiamo assistere ad un tentativo di un percorso di miglioramento, di elaborazione, di strutturazione di un sistema scolastico che è ancora da perfezionare e che sicuramente esige un progressivo cambiamento che sarà ottenuto appena negli anni 60, quando effettivamente lo Stato entrerà più direttamente nel sistema.
L'altro problema, e che esula un attimo dal discorso che sto facendo, è quello dell'istruzione superiore, ovvero dei ginnasi, perché in tutta la diocesi avevamo negli anni 30 un ginnasio che era quello di Capodistria e poi nasce pian pianino quello di Pisino, gestito dai francescani. Quello di Capodistria viene spostato poi a Trieste, proprio in questo momento, però i ginnasi appartengono a una gestione dello Stato, sono un controllo superiore. Qua l'intervento ecclesiastico è minore, o meglio, Raunica o il vescovo deve controllare l'istruzione religiosa in questo contesto, mentre la struttura del sistema viene deciso ad altri livelli. Tutto questo però devo sempre tener conto del discorso da cui sono un po' partito, cioè il sistema scolastico è un sistema pubblico, la Chiesa interviene perché viene in qualche modo delegata dallo Stato, ma ricordiamoci sempre che in questo sistema la Chiesa è considerata parte dello Stato. Uno dei principi del diritto ecclesiastico austriaco dell'epoca era la Chiesa è nello Stato, non è lo Stato nella Chiesa. È lo Stato che in maniera ancora giurisdizionalista, giuseppinista, siamo tardi giuseppinista possiamo dire, considera la Chiesa una parte di sé. E Raunica, a fin dei conti, è un ingranaggio di questo sistema. Può collaborare, può dare le indicazioni, può avere sensibilità per capire il territorio, ma si muove all'interno di questa cornice.